tirate tutte e due là, abbiamo preso 3-1. Non focalizziamoci soltanto ad aprire il gioco in 4 in 2, andiamo al centro. Mattia Gottardo, capitano Chioene Padova, le emozioni di questa vittoria straordinaria alla fine di una partita interminabile. Sì, sono tante le emozioni anche perché da sotto 2-0 ci hanno recuperato, cioè sopra 2-0 ci hanno recuperato e non era facile vincere il quinto set, ma eravamo sotto anche il quinto set e ce l'abbiamo fatta a recuperarlo bene. Quando eravate avanti 2-0 avete tirato fuori il carattere. Sì, e a parte il primo eravamo sempre sotto, abbiamo sempre recuperato e sì, sono contento, non so bene più. Siete finalmente riusciti a portare a casa questo Under 15 che mancava, diciamo, un po'? Sì, proprio mancava e siamo riusciti. Col capitano del Volley Treviso Alberto Paul commentiamo un'amara sconfitta al termine di una partita comunque bellissima che avrebbe meritato, è che nella palla non esiste, forse una specie di pareggio. Comunque all'inizio abbiamo fatto male, però dopo siamo ripresi. Sì, sono sempre belle le partite che finiscono 3-2 tirate così. Sì, l'anno scorso avevate vinto voi con lo stesso punteggio, quest'anno tocca a Padova, comunque penso anche onore e merito anche a loro che non hanno mai mollato nel momento. Sì, sicuramente anche loro che di solito, cioè dopo che perdi 2 set di fila ti fai battere un po' e loro sono stati bravi a recuperare dopo.
Avete anche l'onore di avere il consigliere nazionale Cristiana Panenzan con voi nella foto. Ricordo anche per voi, complimenti a Molly Schio. La prima classificata maschile under 15, il rullo di tamburi lo sento. Ioele Padova! Bravissimi, foto anche per voi, ricordo un sorridone. La per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo